Diamo inizio a questa nostra iniziativa di Associazione Progetto di Alto nel quadro del ciclo 2026 delle lezioni della storia che, come voi quelli che sono venuti penso sappiano, si chiama Abitare Venezia, la popolazione nel passato veneziana nel passato e nel presente. Che nel quadro di questo argomento parliamo di case mi pare quasi un dovere, anzi senza quasi, decisamente un dovere, quindi niente di nuovo da questo punto di vista. Le case di fronte in una città particolarmente soggetta alla pressione turistica, che hanno le cui trasformazioni negli ultimi anni hanno modificato non poco tutto il patrimonio immobiliare di questa città, credo che sia un fatto assolutamente evidente a tutti. Quello che abbiamo sempre cercato di fare in questo ciclo, anche a proposito degli altri argomenti che abbiamo toccato, siamo ormai arrivati alla sesta lezione, è stato quello di dare il più possibile informazioni circoscritte, circostanziate, precise, sulla base di dati analitici e di numeri. Ed è proprio per questo che ci siamo rivolti a due relatori che stanno lavorando su questi temi e che sono in grado, a nostro modo di vedere, hanno cercato in questi ultimi anni di misurare i processi nel settore abitativo. Dico ancora una cosa per quelli che di voi non erano presenti nelle altre nostre riunioni, mi scuso con quelli che invece mi hanno sentito dire questa cosa più di una volta. L'Associazione Progetto di Alto ha scelto di essere nomade, non tanto perché non ha una propria sede, ma perché è convinta che sia importante coinvolgere il più possibile le istituzioni culturali che ci hanno dato il loro patrocinio. E da questo punto di vista vorrei assolutamente ringraziare la direttrice. Non so, vuoi dire due parole di saluto, visto che sei lì, la direttrice Cristiana Collu e naturalmente il presidente Paolo Molesini per questa accoglienza alla Querini. Le altre volte siamo stati in altre istituzioni culturali che in generale a Venezia hanno delle sale bellissime e ci hanno dato il loro patrocinio. Lo sforzo è quello di coordinare il più possibile le iniziative all'interno di questa città che ha delle istituzioni culturali vitalissime, di grande interesse e che purtroppo spesso lavorano in modo molto frammentario. Quindi con un certo tentativo ottimistico di coinvolgere tutti abbiamo sempre cercato di coordinare questo tipo di iniziative. E poi vorrei presentarvi brevemente i nostri due relatori. Maria Piano vive e lavora a Venezia, insegna italiano agli adulti e a stranieri presso il Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti di Venezia. Un po' di anni fa è stata coautrice della guida alla Venezia Ribelle, si è sempre molto occupata di lotte ambientali e sociali a Venezia, è stata giornalista radiofonica di Radio Sherwood negli anni 2000 e attivista in varie situazioni. È soprattutto la vera e propria anima di OCIO, questa associazione che io ho imparato a conoscere credo nel 2019, se non ricordo male, conoscendo per la prima volta e facendo amicizia con Maria Piano, in una situazione abbastanza particolare. Eravamo al Teatro Goldoni, dove il regista Andrea Segre ha presentato alla cittadinanza il suo film Welcome Venice, film che io trovo tuttora bellissimo e che raccomando a quelli che non hanno visto di andare a vedere, di procurarsi il film stesso e cercare di vedere. In quella situazione Andrea, dopo la proiezione, ha invitato i cittadini, quelli che ne avevano voglia, a intervenire, a dire la loro, a commentare il film, e così ci siamo conosciute Maria e io in quella situazione. Detto questo, nel quadro di OCIO Maria si occupa moltissimo di locazioni turistiche o affitti brevi e di tutto quello che sono le abitazioni non classificabili come struttura ricettiva, fra virgolette, o
con finalità turistiche. Si tratta di locazioni che non prevedono prestazioni di servizi accessori o complementari, ma dirà lei meglio. L'altro aspetto importante di cui si occupa Occio è quello delle case pubbliche, di tutta l'edilizia pubblica disponibile o meno, voglio dire utilizzata o vuota, e dell'offerta ricettiva da questo punto di vista. In qualche modo Occio ha ereditato quello che era il lavoro dell'Osservatorio Casa, che ha lavorato non ricordo più la data, fino al 2012 se non ricordo male, dagli anni 90 fino al 2012, svolgendo un compito di raccolta di dati, di analisi, di approfondimento, proprio al fine di monitorare la situazione abitativa a Venezia. A un certo momento, nel 2012, quell'esperienza è terminata e Occio in qualche modo ne ha ereditato il compito e la volontà di attività. Reni Darconi, che sto nascondendo con la mia, è un ricercatore e docente contratto presso l'Università di Ca' Foscari, ha costruito il proprio profilo in modo internazionale fra Parigi e Venezia, ha preso il dottorato di ricerca in pianificazione territoriale e urbanistica all'Università IUAB, si è occupato di pianificazione territoriale e gestione del patrimonio culturale, si è occupato anche di gestione del patrimonio e dei siti dell'UNESCO, e in questo quadro ha collaborato sia con la Regione Veneto che con il Comune di Venezia. È un altro delle persone che collabora in maniera molto attiva nel grande gruppo dinamico di Occio. E a questo lascio la parola. Vorrei un momento chiedere a Cristiana se vuole fare un saluto prima che diamo la parola ai nostri relatori. No, grazie a voi. In realtà sì, un saluto lo faccio sempre volentieri, soprattutto alla mia vicepresidente che è instancabile e fortunatamente ci coinvolge anche nelle sue iniziative personali a cui crede moltissimo, e la ringrazio perché se so qualcosa in più di Venezia è grazie a lei, al suo sguardo, alla sua visione. Mi sembra che sia un percorso molto interessante, che avrà, credo, anche altri appuntamenti e non si esaurirà. Ah, ok, pensavo di risolvere allontanamento, e che non credo che si esaurirà sicuramente con quest'anno. Il 7 aprile di nuovo qua. Ah, il 7 aprile siamo di nuovo qui, noi siamo sempre disponibili. E dicevo, credo che sia un percorso che non debba finire, no? Ma che la riflessione sulla città debba continuare. Iniziative come queste sono davvero le benvenute, soprattutto qui alla Curini Stampalia, e il tuo pubblico, perché credo di poterlo definire il tuo pubblico, ti segue dovunque tu lo porti, non solo nelle sedi ma anche nelle riflessioni che tu fai. Quindi grazie a voi, e adesso le cose serie. Chi inizia? Prego. Ci uniamo sicuramente ai ringraziamenti sia per essere qui questa sera alla Fondazione Querini, che è uno spazio che ci piace davvero, davvero molto, molto, anche per questa apertura che ha non solo in questa occasione, e l'interazione con la città, ci sembra sempre importante. E ringraziamo ovviamente il progetto Rialto e Donatella in particolare per averci coinvolto in questo ciclo di incontri, di storia, che poi insomma significa anche poi riflettere sull'oggi e sul presente, per cui è sempre abbastanza emozionante dal nostro punto di vista partecipare a questi incontri. Ci sono stati tutta una serie di iniziative, no, che ci hanno preceduto, e si sembra un po' anche di rientrare in questo filo conduttore che riguarda la città abitata, la città disabitata, la popolazione, la decrescita della popolazione, quando non si parla poi, come spesso si utilizza questo termine che è molto forte, molto connotato, e crediamo che sia importante utilizzarlo, e cioè quando si parla di esodo della popolazione. Tutto questo ha a che fare con
quali prospettive e soprattutto le sfide che noi possiamo avere per invertire questa rotta. Come osservatorio civico per la casa e la residenzialità ci occupiamo soprattutto di casa, per cui il nostro punto di osservazione è evidentemente la casa, ma in qualche modo la questione abitativa è stata anticipata anche da alcuni incontri che adesso brevemente citeremo in questo inizio di comunicazione. Prima Donatella diceva ci siamo conosciuti qualche anno fa, in effetti l'osservatorio civico nasce nel 2019, un osservatorio civico appunto di lavoro volontario di tutta una serie di persone che collaborano in modo più o meno attivo alla ricerca, ai dati e all'osservazione appunto sulla casa. Mi sembra importante oggi proprio sottolineare quando è nato. Era un momento molto particolare, il 2019, nel senso che c'erano tutta una serie di iniziative in città, e questo ha a che fare proprio con l'idea che abbiamo di città abitata, sulla vendita del patrimonio pubblico, quindi sulla una serie di erosione di pezzetti di città che stavamo subendo, in particolare in quel momento. La Lida, a San Giacomo dell'Orica, della regione Veneto, in quegli anni, in quel momento era in occupazione proprio per, come diciamo così, iniziativa e mobilitazione di quartiere contro la sua vendita, quindi poi il fatto di essere privata a quel campo e a quegli abitanti. La sede dell'ufficio scolastico regionale, parlo in questo caso da insegnante, che è nel palazzo appunto che si affaccia sul Canal Grande, proprio dietro quello che tutti immaginiamo, tutti ricordiamo la SIAE, ecco, lì a fianco, ecco, anche questo fa parte di uno, rientra quel palazzo in un piano di alienazione, in questo caso della città metropolitana, in questo momento ancora chiuso, ma fatalità, il fatto sta che l'ufficio scolastico si è spostato da lì alla città di Mestre, insomma cose anche più note, che le sede, ex sede dei vigili che è diventata un po' all'onore delle cronache per questa faccenda, insomma un po' così difficile, difficoltosa, che è quella dell'inchiesta Paluca, insomma quel palazzo Papadopouli è stato, diciamo così, messo in vendita, i servizi sociali qua dietro a Santa Maria Formosa, insomma che qui era una parte, no, un pezzettino di servizio del Comune di Venezia che è stato venduto, con questo poi cambio e mutamento, trasformazione di destinazione d'uso da attività, diciamo, cittadina, di servizio, di lavoro a evidentemente attività ricettiva. Non è una cosa, qui purtroppo dobbiamo dire, non è una cosa che riguarda solo Venezia, ma è una cosa che riguarda un po' moltissimi territori e moltissime città, da quando è stata, diciamo così, favorita, no, e promossa questa idea dell'alienazione del patrimonio pubblico, se non sbaglio era i primi anni 2000-2008, con l'inserimento appunto nella legge finanziaria dell'idea appunto di alienare e valorizzare il patrimonio pubblico, ovviamente con anche l'accompagnamento di un cambio di destinazione d'uso. Questo ha un po' a che fare con la città. Ecco, in quel momento di mobilitazione, di riflessione, anche di incontri cittadini su cosa stava succedendo, cosa stavamo perdendo come idea di città abitata, di servizi e di funzioni, un elemento che sembrava un po' accompagnare queste riflessioni era uno dei grandi temi che da sempre in qualche modo accompagna la riflessione su Venezia, che è quello della casa. È stato sollevato anche qui in alcuni incontri che ci hanno preceduto, sicuramente il primo che ha inaugurato questo ciclo, settimo ciclo. Sesto ciclo delle lezioni della storia, quindi del professor Gianpiero Dall'Antuana, che a gennaio appunto ha inaugurato questo nuovo ciclo dell'associazione Progetto di Alto, che ci ha illustrato un po' la situazione soprattutto demografica della popolazione in città, della città storica, della città in qualche modo d'acqua, cercando di recuperare, no, il momento in cui è cominciata questa lenta e adesso inesorabile decrescita, quindi intorno agli anni 50 del Novecento, per concentrandosi invece in periodi, diciamo, più vicino a noi, in cui registriamo tra il 98 e il 2025 in alcune zone
zone della città, addirittura un meno 30% di popolazione residente, che non ha a che fare solo con il saldo naturale, ma ha a che fare soprattutto con il saldo migratorio interno al comune. Questo è un dato assolutamente interessante, ovviamente che dovrebbe appunto far riflettere. E alla fine di questo incontro lo stesso docente parlava di casa, tra le questioni, non solo di casa, ma anche di casa tra le soluzioni, tra gli interventi, in qualche modo gli strumenti che in qualche modo dovrebbero correggere questa decrescita e questo desto. Sicuramente un supporto alla residenza e soprattutto alla residenza per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici che vorrebbero abitare la città, e sicuramente un contrasto alle affittanze brevi turistiche. Questo viene dal suo intervento, che sembra un po' già aprire la strada a quello che ci ha preceduto, quindi all'intervento di Laura Fregent e Elena Ossanei, che hanno accompagnato quest'idea dello spopolamento con questo invece fatto della mancanza di servizi, per cui una sorta di processo non virtuoso, per cui la perdita di popolazione fa mancare dei servizi che a loro volta fanno mancare la popolazione. Quindi quando parliamo poi di queste problematiche, noi le guardiamo dal punto di vista della casa, però stiamo parlando proprio all'idea di una città che per essere tale deve essere abitata, quindi dai servizi. Per questo cominciavamo ricordando questo 2019 in cui abbiamo iniziato in un momento, in un processo appunto, in cui moltissime associazioni, realtà, comitati stavano cercando di ragionare su che cosa diventa una città che non solo perde abitanti ma perde anche i servizi, quindi il senso e le funzioni, della città. Questi siamo noi, quindi come siamo nati, nel 2019 come osservatorio civico per la casa e la residenzialità, con l'idea che però per ragionare di casa, e è stato fatto appunto dagli incontri che ci hanno anticipato, bisogna ragionare soprattutto sui dati, no? Quindi avere un'idea e riuscire ad osservare quello che succede in città attraverso un accesso ai dati e soprattutto rendendo questi dati accessibili. Quando parliamo di dati poi significa non soltanto riuscire a recuperare i numeri, che non è sempre facile, per esempio dell'edilizia residenziale pubblica, quante sono le case presenti, quali sono gli alloggi, come funzionano i bandi, quante persone hanno fatto domanda ai bandi, quante persone poi attraverso quei bandi hanno trovato risposta al loro bisogno, alla loro domanda di casa, quanti sono gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che in questo momento sono affittati, come sono assegnati, quanti invece sono sfitti, come funzionano i bandi di edilizia residenziale sociale. Quando parliamo di abitazioni brevi, di che numeri stiamo parlando? Di quali trasformazioni della città stiamo parlando? Ecco, avere un osservatorio, avere uno strumento di osservazione delle trasformazioni della città è fondamentale se poi in quella città noi vogliamo intervenire in modo adeguato ed efficace. Quindi quando parliamo di dati, di accesso ai dati, parliamo di questo, della possibilità poi di essere tutti e tutte nella possibilità di riuscire a capire che cosa sta succedendo. Quindi i dati non servono a se stessi, non sono, diciamo così, il fine ultimo per cui lavoriamo, ma sicuramente servono per farci un'idea di quello che poi noi possiamo fare, di come noi possiamo intervenire nella città, con l'idea appunto che rimanga una città sicuramente abitata e abitabile. Sui dati una piccola annotazione forse va fatta, perché i dati non sono neutri, non sono sempre oggettivi, le fonti dei dati non lo sono. C'è stato un momento pochissime settimane fa di dialogo, di contraddittorio tra noi, Rocio e un'associazione che è l'associazione breve sulle affittanze turistiche, perché alla nona commissione del Comune di Venezia venivano presentati appunto dei dati che sono che sono assolutamente presi dalla piattaforma Airbnb. Questi dati che cosa ci dicevano? Ci dicevano che
fondamentalmente ci sono meno annunci nella città storica sulla piattaforma Airbnb, che è un dato probabilmente assolutamente verosimile, veritiero e oggettivo. Da qui però pensare che siano diminuiti gli alloggi in locazione turistica c'è un salto logico che forse non è strettamente connesso a quel dato. Quindi noi abbiamo un numero di annunci che è diminuito, ma questo non significa che siano diminuiti gli alloggi. Possono esserci altre piattaforme, possono essere... Quindi quando poi noi leggiamo i dati dobbiamo sapere qual è la fonte, qual è il range per esempio di periodo in cui viene preso quel dato e soprattutto riuscire poi ad analizzarlo e a capire come si utilizza e come si trasforma la verità che quel dato nasconde. Lo facciamo spesso prendendo ad esempio fonti di dati diversi sulle affittanze turistiche, dai dati dell'ufficio statistica della regione. Evidentemente i dati non coincidono con i portali invece del comune, perché i dati sono finalizzati ad analizzare, osservare e prendere cose diverse, per cui sapere come utilizzare i dati diventa assolutamente uno strumento importante per poi riuscire a utilizzarli e avere un dialogo e un confronto che sia davvero proficuo e che possa portare a qualcosa. Queste sono, quando parliamo di caso, ovviamente la complessità dell'osservazione, dell'analisi è assolutamente vasta e lo diceva anche Laura Fregolent nel suo intervento, quando parliamo anche di popolazioni, di dati, di demografia, questa copre soltanto il 50% di quello che noi poi possiamo analizzare e capire e interpretare, perché poi ci sono le storie, quando diciamo che i dati della residenza, che il numero dei residenti sicuramente sta diminuendo, non cogliamo ovviamente gli altri abitanti, quelli che non sono residenti ma che abitano da molto tempo. Certo che il dato sulla decrescita della popolazione è ovviamente oggettivo, e se noi prendiamo un periodo di 10 anni in cui bene o male i movimenti economici, sociali, culturali, universitari, di studio della città sono abbastanza analoghi e confrontabili, è chiaro che in questi 10 anni la popolazione sta assolutamente scendendo. Negli stessi anni poi invece il numero per esempio di posti letto nell'offerta ricettiva invece sta assolutamente aumentando. Non parleremo di tutto questo, parleremo appunto delle politiche per l'abitare a Venezia tra passato e presente. Adesso lo facciamo con Remy. Ci sembrava importante anche qui iniziare con un punto, che è il punto da cui sono iniziati moltissimi appunto degli interventi di questo ciclo di incontri. Ci deve essere una volontà politica per intervenire e in qualche modo invertire la rotta che stiamo prendendo. Ci sono stati dei momenti in questa città in cui la rotta si è provati a invertirla agendo dal punto di vista politico. Ne è un esempio questo momento assolutamente molto forte dell'Acqua Grande a Venezia nel 66, da cui poi è seguita la legge speciale. Con la legge speciale di Venezia, oltre alla salvaguardia della città, della sua laguna, del suo equilibrio, sicuramente uno dei punti fondamentali è stata quella della salvaguardia della casa, quindi delle politiche abitative per la città. Non soltanto delle politiche, così possiamo andare avanti, delle politiche, ecco questa appunto è la cronaca dell'Acqua Grande, da cui è seguito sicuramente una legge e quindi la volontà politica di riuscire a intervenire sulla salvaguardia della città, del suo equilibrio, della sua laguna e soprattutto anche di intervenire sulle politiche abitative. Fino agli anni 2000 abbiamo un intervento del pubblico da una parte per riuscire a rispondere alla domanda abitativa della città, diciamo della parte più fragile, più debole dei ceti, diciamo così, meno abbienti, quindi di aumentare il patrimonio pubblico, quindi di riuscire a dare risposta a quel tipo di casa, ma allo stesso tempo anche di un intervento sul privato, per cui sia sulla ristrutturazione delle case, sia per esempio come contributo alle giovani coppie per riuscire ad acquistare la prima casa. Quindi negli anni 70 fino al 2000 abbiamo in qualche modo, poi vedremo invece alcune contraddizioni, abbiamo comunque
un intervento, quindi una volontà politica che interviene sulla casa. Ci teniamo appunto a mettere anche tra le fonti l'Osservatorio Casa del Comune di Venezia, che è stato menzionato anche prima da Donatella, e appunto riuscire a leggere, osservare e analizzare le trasformazioni significa poi riuscire anche a in qualche modo intervenire sulla riparo. Di dati, di disponibilità, di accessibilità dei dati, una cosa triste da dire, ma è così, è che i quaderni che l'Osservatorio Casa del Comune ha pubblicato nel corso degli anni, condividendo analisi, dati sulla situazione abitativa nel Comune, che già negli anni 90 non era rosea, ma forse si va di male in peggio, abbiamo dovuto digitalizzarli noi, nel senso che sul sito di Occio trovate questi diversi numeri della rivista che si chiamava, Osservatorio Casa, semplicemente. Lo dico anche perché è importante, l'abbiamo fatto non solo perché ci sembrava un dovere morale, ma anche per metterli a disposizione di tutti quanti. Sono dati e analisi che erano importanti e utili all'epoca, lo sono ancora, per capire da dove veniamo, come siamo arrivati a questa situazione attuale, ma anche per ricordarci di quello che veniva fatto in termini appunto di politiche, come diceva Maria, c'è bisogno di politiche pubbliche, se ne facevano e i quaderni dell'Osservatorio Casa ne rendono conto in parte. Diceva luce e ombre Maria sulle legislazioni speciali, nel senso che sicuramente ha costituito una stagione, no? Ce ne sono state tre, una stagione lunga e ambiziosa per certi versi di salvaguardia della laguna, e non solo della laguna come insediamento, e quindi c'erano appunto molti aspetti e interventi nell'ambito di queste leggi, di questa legislazione, che erano dedicate a tutelare, promuovere la residenza. Gli esiti non sono un successo palese, nel senso che, come sappiamo tutti, e non c'è bisogno di Occio per dirlo, che lo spopolamento non si è mai arrestato, però almeno ci si è provati, forse si è arginato il fenomeno in qualche modo. Ombre sono anche il fatto che una parte significativa di questi finanziamenti sono stati usati sì per le case pubbliche, una parte anche per le case private, con anche ricadute in termini di prezzi, ovviamente di quote di aumento dei valori immobiliari, che qualche economista magari dirà che è un bene, nel senso che i valori immobiliari devono crescere, però sicuramente questo di contro, anche se forse non era voluto, ha avuto un'incidenza anche sullo spopolamento, nella misura in cui rendeva l'abitare inaccessibile per una parte della popolazione. È un libro che forse è già stato citato nell'ambito di questo ciclo, adesso non mi ricordo, il libro di Clara Zanardi, che si chiama La bonifica umana, parla anche un pochino di questo aspetto che sicuramente è rilevante. E a partire dai decenni successivi alle prime leggi speciali c'è un'emergenza sfratti che non è anche qui un caso, non fa di Venezia un caso eccezionale, però sicuramente si distingue la nostra città per la numerosità di questo fenomeno. Si è tornato a parlarne molto sulla stampa anche nazionale di sfratti in questo periodo, per una serie di motivi. Già all'epoca succedeva molto, probabilmente conosciamo tutti. Anch'io che sono arrivato qua in una città lontana rispetto a tanti di voi, forse nel 13 conosco diverse persone che a Marghera adesso o in altre parti d'Italia e del mondo raccontano che a un certo punto sono state sfrattate da alloggi più o meno legittimamente occupati a Venezia. Esplode il turismo. Venezia ovviamente, questo è un discorso che fanno molto spesso l'associazione Pleve di cui ha parlato Maria prima, non solo loro, che lo spopolamento non nasce dalle educazioni brevi, certo, nasce da molto prima, perché Venezia è una città turistica, non sono storico, però forse dal Settecento, quindi in realtà quello delle educazioni brevi è semplicemente un'estensione di un mercato che c'era prima, e soprattutto una trasformazione di un mercato che prima si consisteva sostanzialmente in strutture alberghiere o qualche bed and breakfast, come lo definisce la legge regionale sul turismo, cioè un numero limitato di stanze, sono 3 credo, con la colazione in cui il titolare tendenzialmente dovrebbe vivere.
Bene, è un'estensione del mercato ricettivo all'interno delle abitazioni, nel senso che, ricordiamolo, le locazioni brevi avvengono in alloggi, cioè in unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale. Quindi questo, certo che lo spopolamento non nasce da ieri, però con questa evoluzione forse evolve in un senso difficilmente reversibile per vari motivi. Appunto, i valori immobiliari, dicevo prima, sono stati, probabilmente hanno inciso un po' le leggi sociali, i finanziamenti ad esse collegati, aumentano anche per via dell'esplosione del turismo, che è anche un'altra costante della storia veneziana, che però si è accelerata notevolmente negli ultimi decenni. Ci sono anche usi non dichiarati, ovviamente, c'è sempre stato un po' di informalità anche nel mercato turistico. Non vado nel dettaglio forse dei dati, che sono tanti, vi rimando anche al nostro sito per qualsiasi cosa. C'è un'evoluzione anche qui, una trasformazione dell'offerta e della domanda, nel senso che c'è sempre stata anche una domanda studentesca a Venezia, che è una città universitaria non da ieri, anche in questo caso, e gli stessi, come dire, difensori dello status quo per quanto riguarda le locazioni brevi dicono: ma al tempo si lamentava degli studenti che toglievano le case ai residenti e adesso sono le locazioni turistiche. Forse è un po' una seconda forzatura, anche qui bisogna guardare da vicino a cosa dicono i dati. Sicuramente quello che è successo è che il dilagare dell'espansione del mercato delle locazioni turistiche ha tolto case ai residenti e probabilmente anche agli studenti in maniera molto spesso informale. Questo è difficile ovviamente avere dati su questo. Quanti studenti hanno affittato nel tempo posti letto, camere, informalmente è un po' più facile capirlo, ma anche qui con diversi limiti e difficoltà per raccogliere questi dati. Sicuramente sappiamo, lo saprete meglio dopo aver seguito il prossimo incontro di questa rassegna, gli studenti ormai fanno una fatica immane a trovare casa, al punto che questo rappresenta un limite per il diritto allo studio. Non è ancora il metodo, perché lascio Naomi e Valentina approfondire questa questione. Il dato degli sfratti, appunto, si sembra un'emergenza adesso, non è solo adesso. 11.610 sfratti a Venezia tra l'82 e il 90, per cui non c'è da stupirsi se tutti noi più o meno conosciamo qualcuno che è stato sfruttato. Gli anni 90, per andare un pochino, non stiamo facendo storia perché non siamo storici, però per capire un pochino, dare un po' di strumenti per capire la situazione attuale, negli anni 90 comincia questo disimpegno dello Stato di cui ha parlato Maria prima, cioè che dopo decenni di incremento tendenzialmente del patrimonio pubblico, del demanio dei diversi ministeri e delle tante amministrazioni che progressivamente, e ancora adesso, si ritirano progressivamente, ma sicuramente della città storica in particolare, ma anche delle isole, in generale, c'è appunto un disimpegno che assume varie dimensioni dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, al quale poi viene associata una liberalizzazione degli usi del patrimonio abitativo. Non vanno nel dettaglio, viene soppressa la GESCA, che era questa tassa che finanziava l'abitare pubblico, che è uno dei motivi, uno solo, non il motivo come qualcuno vorrebbe dire, è uno dei motivi dello Stato in cui versano le case pubbliche, siano quelle in mano al comune, siano quelle in mano all'ATER. Appunto prima si diceva gli ACP, negli anni 90 in Veneto sono diventate ATER. In questo decennio assistiamo alla fine del piano decennale per la casa, che era stata una stagione anche qui di intervento pubblico ambizioso, con fondi molto significativi. C'è lo sblocco dei cambi d'uso, che è un altro elemento che ha avuto conseguenze enormi per quello che è successo dopo. Con il nuovo secolo, all'inizio del 2000, abbiamo ancora più disimpegno, ancora più turismo. Ovviamente questo nuovo secolo, il secolo corrente, è quello delle compagnie low cost, quello della nascita di Airbnb, che viene fondato
fondata nel 2008, ci mette un pochino prima di radicarsi in Italia, a Venezia, ma neanche tanto, nel senso che, poi ci arriveremo, in pochi anni, da quando si arriva, diciamo, sbarca a Venezia in qualche modo, assistiamo in pochi anni al raddoppio dei posti letto. Questi sono i finanziamenti assegnati nell'ambito della legislazione speciale, vedete che calano drasticamente, e questo è un male per i privati ma anche per il settore pubblico e per le case pubbliche in particolare. Le case pubbliche sfitte sono aumentate in modo abbastanza spaventoso, ancora una volta questo è dovuto anche all'assenza di finanziamenti stabili da parte dello Stato. Le ATER nello specifico, le FCCP, sapete che sono enti che operano su base provinciale o metropolitana nelle case di Venezia, sono finanziate dalle regioni, che possono benissimo finanziarle, non c'è necessariamente bisogno dello Stato, anche se ovviamente aiuterebbe molto. Sapete forse, non credo che l'abbia detto Elena Ostander la settimana scorsa, che dall'anno scorso, grazie a una sua iniziativa come consigliere regionale, le ATER della regione Veneto non devono più versare l'IMU sul proprio patrimonio abitativo ai propri comuni, il che, come dire, dà un po' di respiro finanziario a questi enti. Ovviamente non basta per assicurargli una gestione finanziaria del proprio patrimonio immobiliare facile né agevole. Come vedete, ad oggi, questo è il 22, l'ultimo dato, però sostanzialmente la situazione è la stessa, se non in realtà peggiorata. Vedete che c'è un quinto delle case popolari tra comune e ATER che sono vuote, sono sfitte nella Venezia insulare, una quota leggermente più alta in terraferma. Questo è il patrimonio sfitto che ha aumentato tra il 17 e il 23, si parla di 5-6 anni, quindi un lasso di tempo molto breve, nel quale questo patrimonio è aumentato di praticamente 600 unità, se calcolo bene così, velocemente. Il patrimonio totale è calato, e questo è un altro dato importante, che anche qui in parte è correlato al fatto che non ci sono finanziamenti per, come dire, sopperire a questa mancanza di risorse, di fondi, si tende ad alienare il proprio patrimonio, lo fa ATER in particolare. Ovviamente questo non assicura una sostenibilità finanziaria nel lungo termine, di sicuro nel breve termine e anche per sempre si traduce in una diminuzione, in un'erosione progressiva ma significativa dello stock abitativo dell'ente. E queste sono appunto sempre le abitazioni pubbliche lasciate sfitte, e la quantità di investimenti di ATER Venezia sul patrimonio è proprio rispetto ai profitti derivati, come dicevo prima. Vedete che non è vendendo o svendendo, perché tendenzialmente, come dire, i prezzi di vendita o di acquisto non sono tali da assicurare un sollievo finanziario. Potremmo parlare un pochino di cosiddetto social housing, anche se a noi non piace molto la formula, perché è fuorviante. In realtà social housing in inglese può significare tutta una serie di cose a seconda del paese di cui si parla, del contesto di cui si parla. Sapete che la situazione a Vienna è molto diversa. Chi ha seguito un po' di incontri che abbiamo organizzato con chi conosce la situazione viennese sa che è una situazione che non c'entra niente, nel senso che lì più della metà della popolazione vive in social housing, che non vuol dire case popolari necessariamente, ma anche come dire, case convenzionate. Si potrebbe dire, appunto, le forme più corrette sarebbero l'edilizia residenziale sociale o convenzionata. Si tratta in sostanza di quella parte, quella fascia di patrimonio non necessariamente pubblico, ma spesso in convenzione con il pubblico, che si rivolge a nuclei, a famiglie o a persone con redditi tendenzialmente più elevati, delle famiglie e nuclei alle quali si rivolge l'ERP, quindi per la classe cosiddetta media. Ultimamente nei discorsi pubblici qui e non solo si tende a dire che il social housing è la soluzione per l'emergenza abitativa. Non è vero, nel senso che si rivolge appunto a una domanda diversa, a una fascia di popolazione diversa, di reddito, di patrimonio diversa. Entrambe le fasce
non trovano risposta alla domanda che rappresentano, alla domanda abitativa che rappresentano, e non solo, tendenzialmente ultimamente i comuni veneti non solo assegnano il proprio patrimonio in questo regime di edilizia convenzionata invece che in regime di edilizia residenziale popolare, cioè per caricaturare i settori ai più poveri, scusate, per dare ai meno poveri. Questo anche non ci sembra una soluzione abitativa né a lungo né a medio né a breve termine. Questi in sostanza è un esercizio che abbiamo cercato di fare che avevamo fatto, di sommare tutte le promesse di alloggi, di quantificare tutti gli alloggi in edilizia convenzionata che sono stati fatti da sindaci successivi, candidati sindaci, anche ben prima del commissario, e si arrivava a addirittura 30.000 nuovi residenti prima del primo mandato Brugnaro, in le fasce che forse vedete male, in particolare in fondo, molte promesse per essere breve e conciso e poco di realizzato, nel senso che questa fascia, questa tipologia di offerta abitativa nel comune di Venezia è del tutto marginale. Sono poche decine, un paio di centinaia di alloggi, tra in particolare i coletti dell'IPA ex IRE, che sono una sessantina, se ricordo bene, di appartamenti, se non sono tutti qua, sì, 61. Avete bandi comunali per alcune decine, con quella precisazione che facevo prima, che è una scoperta del nostro Orazio, che è lì in fondo, che dovrebbe partire al posto mio in questo momento, ma appunto diversi di questi appartamenti assegnati in regime di stoccaggio dal comune potrebbero o erano in prima. Su questo ti interrompo per sottolineare le due cose che stavamo dicendo un po' all'inizio. Una mappatura di questo tipo, la lettura per esempio degli annunci delle varie candidature, dei momenti diciamo elettorali, delle campagne elettorali sulla promessa di alloggi per residenti, quindi il riconoscimento che comunque almeno negli anni 2000 parliamo di un problema casa nella città storica di Venezia. Ecco, questa osservazione, questa registrazione degli annunci e poi della verifica invece di quello che è stato fatto diventa una cosa importantissima non soltanto come memoria collettiva, cittadina, civica, quindi con un atto, diciamo così, di consapevolezza collettiva di quello che viene detto e di quello che viene realizzato, ma ovviamente anche in chiave, diciamo così, del presente e del futuro, quando poi noi andiamo a leggere nuovi annunci, nuove promesse e a verificare se poi lo stato di quell'annuncio corrisponde. Tra i progetti menzionati ci sono l'ex ACTV o l'ex Italgas, che al momento dell'annuncio dell'imminente progetto e dell'imminente risposta a migliaia di alloggi non avevano nemmeno iniziato e avviato i lavori di bonifica, per cui stiamo parlando del nulla. Allora questo tipo di esercitazione che noi abbiamo fatto diventa un po' un patrimonio collettivo, civico, cittadino di noi abitanti, di capire, di osservare quello che succede in città, quello che ci viene detto, quello che poi viene veramente realizzato, quindi andare alla verifica, no, delle situazioni. E un secondo punto che secondo noi è fondamentale, che dovrebbe essere anche questo un esercizio poi della politica, delle politiche abitative, dell'amministrazione, cioè di chi poi è al governo della città, è andare a misurare l'efficacia degli interventi fatti. Quindi un'operazione ad esempio come il Coletti, che ha funzionato, perché ha funzionato? Se ha funzionato, quali sono state le criticità, qual è stata la resa? Perché per esempio un'azione come quella dell'Escalera, che è diventata poi alle cronache a sorridere, perché poi diventa sempre uno dei miei pallini, però ecco, la situazione dell'Escalera di cui si parlava già negli anni 2000, quando quel progetto non funziona, perché non ha funzionato? Cosa è successo? E perché dopo 20 anni dopo il pubblico riesce addirittura a ridurre quella presenza e quel guadagno che poteva avere in funzione
funzione ovviamente di risposta agli abitanti, risposta al tema casa. Ecco, quindi andare da una parte ad osservare, misurare, analizzare, quindi essere tutti presenti in questa operazione di registrazione continua delle problematiche, e dall'altra di andare sempre a misurare poi l'efficacia e la riuscita dei progetti nel bene e nel male, per poi appunto correggere quando non sono andati bene o replicarli ad esempio quando sono andati male, e replicarli quando sono andati bene. Continuo questa carrellata un pochino dei vari ambiti, delle varie dimensioni dell'abitare che Maria ha evocato all'inizio, e che sono i temi di cui ci occupiamo principalmente. Appunto qua avete le percentuali di domande di social housing che sono compatibili con i requisiti, perché anche questo è un dato importante, cioè quanto le domande sono corrisposte dall'offerta, quanto si possono qualificare in termini di criteri. I criteri forse è un tema sul quale non torneremo adesso, ma è un tema molto rilevante. Se vi ricordate della vicenda dei criteri di premialità per la residenza, che sono varsi in una sospensione che tuttora dura delle case nel comune di Venezia, appunto in termini di ISEE, cioè assistiamo a casi che appaiono dai dati in cui nuclei di persone esclusi dalle graduatorie fanno domande di case in housing sociale, che appunto delle quali poi si possono ritrovare a non riuscire a far fronte ai canoni perché sono troppo elevati per i loro redditi. E arrivano, si parlava di locazioni turistiche, arrivano le locazioni turistiche brevi. Vi dicevo che Airbnb nasce nel 2008, prende piede a Venezia in particolare nel 2016. Vedete qui avvenire quello che noi abbiamo chiamato il sorpasso, cioè il numero dei posti letto turistici, cioè posti in albergo, posti in locazioni turistiche, supera nel 2019, poi di nuovo dopo il Covid nel 2023, il numero dei residenti. Perché abbiamo scelto di concentrarsi su questi due dati? Semplicemente perché sono confrontabili. Si può parlare certo di strutture alberghiere, del numero di appartamenti o di stanze in locazioni brevi. Il numero di posti letto invece è direttamente confrontabile, nel senso che sono persone, con quello dei residenti, che come ha detto Maria prima, non è per forza, non restituisce una fotografia di quante persone effettivamente sono stanziate a Venezia, vivono a Venezia, perché sappiamo bene che diversi studenti, ma anche diversi lavoratori non sono residenti a Venezia, pur essendovi domiciliati. Per contro, anche se adesso c'è la banca dati nazionale delle strutture ricettive, c'è una quantità di informalità nel mercato turistico che è sicuramente molto rilevante e difficile da quantificare, per cui appunto sono due dati indicativi che non corrispondono esattamente alla realtà, certo, ma sono confrontabili, e questo è per noi il dato cardine, quello attorno al quale dovrebbe costruirsi uno pesante, attorno al quale dovrebbero costruirsi le politiche abitative, e non solo in questa città. La cosa triste è che nonostante siano dati pubblici che noi abbiamo elaborato, abbiamo dovuto dire noi. Siamo stati noi osservatori OCCO, che diceva Donatella Calabria prima, associazioni, in realtà non siamo neanche registrati, non abbiamo ragione sociale. Noi, gruppo di persone, di attivisti, quello che volete, hanno dovuto raccontare a Venezia e al mondo che ci sono più posti letto turistici che residenti. Mi sembra normale, dovrebbe essere un patrimonio pubblico e non ci dovrebbe essere bisogno di noi per raccontare queste cose qua. E lo dico con rammarico, nel senso che possiamo pregiarci di questo sottolineato, questa cosa qua, ma la cosa tristissima, forse tragica, è che c'è stato bisogno che mettessimo il contatore dopo quello dei residenti presso la farmacia Morelli, attivato tra ormai più di un decennio fa da Venezia.com. C'è stato bisogno che ci venisse in mente di fare il fratellino o la sorellina presso la Marco Polo Iusi di Campo Santa Margherita, che conta appunto i posti letto turistici. E non a caso appena abbiamo raccontato, condiviso questa cosa qua, sono arrivati il Guardian, insomma la stampa internazionale, perché è un dato che non riguarda solo Venezia e non c'è neanche bisogno di guardare molto lontano. Pensate a Cortina, pensate a Ragusa, in Croazia, ne sono diverse le realtà in questa situazione.
però un po' perché viviamo qua, un po' perché tutto quello che si potrebbe dire di Venezia come dire, è molto rilevante, anche nella misura in cui Venezia, per noi e non solo, rappresenta per certi versi l'esasperazione di diverse tendenze, di diversi fenomeni che stanno avvenendo ovunque. Per cui a volte, come dire, ci troviamo in diversi contesti, che sia il social forum dell'abitare, che siano incontri più o meno accademici o meno, di essere confrontati con realtà dove il turismo sembra ancora solo una leva potenziale di sviluppo, certo, però attenti, perché la tendenza è questa, e questo non lo diciamo noi, lo dice l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa, Human Tourism, che si occupa di turismo. La tendenza è quella a un aumento e non c'è bisogno di guardare alla cronaca dell'estate scorsa, se vi ricordate, no? Della montagna che non se la faceva più, mentre per contro invece le spiagge in diversi contesti in Italia erano vuote. Il turismo aumenta ovunque. In casi come il nostro porta addirittura al superamento dei residenti da parte dei posti letto, senza contare i famosi escursionisti, di cui noi non ci occupiamo perché ci occupiamo di casa, però anche qui a proposito di politiche pubbliche è una cosa rilevante è che sono state dedicate, avevo fatto il conto a un certo punto, non sono aggiornato, ma a un certo punto c'erano state 20 delibere, tra delibere di giunta e delibere di consiglio sul contributo d'accesso. Quante delibere invece per l'assegnazione di case in housing sociale o per politiche abitative in generale? Forse poche. Il sorpasso, dicevamo, il sorpasso appunto è avvenuto prima del Covid, poi c'è stato un lieve calo delle strutture perché in quell'occasione lì alcuni appartamenti in affitto turistico sono tornate nel mercato abitativo, forse comunque sono state semplicemente sottratte al mercato turistico temporaneamente, siamo tornati alla grande agli affari di prima e anche qui non solo i numeri aumentano, ma aumentano tendenzialmente abbastanza vertiginosamente. Questa è la distribuzione tra questi posti letto, tra appunto settore alberghiero e settore extra-alberghiero. Vedete che l'extra alberghiero ha assunto una rilevanza enorme, cioè rappresenta ormai praticamente la metà dei posti letto totali, appunto che si fanno concorrenza di non, perché se ci leggete, se ci seguite sapete bene che lo stesso settore alberghiero fa anche locazioni brevi in diversi modi, secondo diverse modalità. Abbiamo fatto una fenomenologia delle locazioni brevi e che cercava di fare un po' chiarezza in questo contesto. La città storica, che è il contesto sul quale ci concentriamo, non perché il resto del territorio comunale non ci interessi, ma un po' perché facciamo quello che possiamo con il tempo che abbiamo a disposizione, e un pochino per quello che dicevo prima, cioè che qui si concentrano e sono particolarmente intensi i vari fenomeni di cui ci occupiamo, cioè sia l'espansione del crescita breve, sia lo sfitto tra le cose pubbliche e quant'altro. Ovviamente sì, in questa immagine si vede benissimo con i colori, e ringraziamo sempre Alice Corona perché riesce a rendere in modo abbastanza assolutamente efficace, a rendere, diciamo così, materiale, no? E visibile il dato, quindi il dato numerico che poi andiamo a studiare. Si vede qual è l'impatto rispetto alla presenza di abitazioni, che sono abitazioni ad uso residenziale, come ricordava Levi prima, che vengono sottratte invece alla residenzialità per essere utilizzate in locazione turistica. Questo non è demonizzare, no? Quello che poi è un mercato che può avere assolutamente una sua risposta, una sua valenza per tutta una serie di ragioni. Quello che però, se diventa un mercato non controllato, non regolamentato, ecco, può causare alla fine che tutta la città storica possa diventare una enorme macchia rossa. E questo cosa significa? Significa che avremo delle case residenziali abitate da visitatori di 1 o 2 notti, quindi andiamo a perdere quello che dicevamo all'inizio, il senso e la funzione della città abitata. C'è un'intera palazzina residenziale, quindi un intero edificio, un condominio residenziale in cui tutti i suoi appartamenti si trasformano in locazione breve turistica, non è più un condominio residenziale, è un'altra cosa. Allora di questo noi dovremmo un po' farci carico, no? E affrontare come problema della città abitata.
solitamente parliamo sempre di dati e non di percezioni e non di esempi individuali e soggettivi, perché evidentemente come osservatorio cerchiamo di dare forza, no, ad un'analisi attraverso la quale poi chiediamo e proviamo a fare delle proposte. Però è anche vero, se poi noi riusciamo ad immaginarci, quando abbiamo fatto le nostre camminate, di andare incontro a questi condomini residenziali che piano piano si svuotano di abitanti, i pochi soli abitanti che rimangono in quei condomini si sentono, diciamo così, prigionieri di un hotel in cui non hanno scelto di abitare, in cui non c'è più un rapporto di vicinato, e siamo in una città che è la città storica, che è Venezia. Noi sappiamo quanto è importante la relazione, l'incontro, la facilità in cui, insomma, i pregi per cui noi abitiamo e scegliamo di vivere in questa città. Ecco, la non regolamentazione porta un pochino a questo. Prima citavo i dati, no, che sono stati poi menzionati in questa nona commissione, in cui si dice che sono meno gli operatori che in qualche modo affrontano, comunque insomma fanno parte di questo mercato di locazioni brevi. Ci sono meno gli operatori, ma sta aumentando la concentrazione, no? Allora, in moltissimi casi noi assistiamo davvero alla perdita di identità, di destinazione d'uso, di uso originario di interi edifici che vengono trasformati in praticamente alberghi senza passare per il via del cambio di destinazione d'uso. Allora l'idea quindi non è demonizzare, ma è assolutamente riuscire a capire qual è il punto di equilibrio, qual è la rottura di questo equilibrio. Quando continuiamo a parlare di casa, quando continuiamo a parlare di abitanti, quando continuiamo a parlare di città. Oltre una soglia rischiamo appunto un enorme macchia rosso, ed è un po' quello che sta succedendo non solo per le affittanze, lo abbiamo detto, per tutta una serie di problematiche. Però ecco, questa decrescita e questo esodo della popolazione diventa poi una rotta che noi dobbiamo assolutamente invertire se vogliamo continuare ad abitare questa città meravigliosa com'è. Senza andare troppo forse lunghi ancora, però poi forse si potrebbe precisare ancora che questi, anche qui non li vedete se non forse il primo ramo, sono isolati. La mappa non rende conto di un certo numero, non abbiamo il conto ancora, ci piacerebbe, di quanti edifici sono stati interamente convertiti all'uso turistico in locazioni brevi, cioè di fatto sono alberghi, addirittura a volte anche la reception, ma sono classificati ancora una volta come una serie di appartamenti ad uso residenziale. È una cosa per la quale non servirebbe forse un'altra regolamentazione, nel senso che c'è un articolo del regolamento edilizio del Comune di Venezia che dice che non possono essere in comunicazione tra loro, però evidentemente l'amministrazione comunale ne ha dato un'interpretazione molto, come dire, aperta e conciliante. Però appunto anche qui in termini di mappatura di dati, questo è un dato che sarebbe interessante avere, non ci siamo ancora arrivati, forse ce la faremo, di quantificare quanti di questi interi edifici in locazioni brevi ci sono. Faccio un po' di esempi che sono anche conosciuti perché li abbiamo già pubblicati in passato. Avete non tanto lontano da qua Bimeita di Alto, che in un edificio di proprietà della Sibief, che a sua volta è una società interamente di proprietà e controllata dalla Banca d'Italia, che in uno di questi alberghi di fatto, ma tutto in locazione breve, c'è un palazzo, si chiama Palazzo di Fiori e San Maurizio delle Assicurazioni Generali, per cui come dire, sono anche soggetti non sospetti, mi viene da dire, che in realtà alla fine sono abbastanza sospetti, che sono impegnati in questo mercato. Un altro esempio molto tristemente noto è quello di Palazzo dei Guardiani, che è finito, ha fatto i titoli per diversi mesi a seguito della diciamo, resistenza dell'ultima inquilina, che non voleva andarsene, e alla fine dopo il quarto provvedimento d'estratto se n'è andata e il palazzo adesso è aperto ed è uno di questi alberghi di fatto interamente in locazione breve. Vado veloce, forse arriverei semplicemente sto tornando indietro, arriverei semplicemente a un ultimo dato che è quello su il numero di alloggi vuoti. Cioè, qui siamo andati a prendere dati Istat per i quali la classificazione è un po', come dire, non completamente soddisfacente, nel senso che quantifica le abitazioni vuote o non occupate solo o non da residenti. Il dato interessante, anche se come dire, ancora una volta i dati non sono completamente soddisfacenti, è quello che vede la Venezia insulare
con praticamente il 40%, sto esagerando, 36,4% delle abitazioni appunto da Venezia insulare, quindi Murano, che sono vuote o non occupate da residenti, che a livello italiano non è il primato, ma quasi, siamo subito dopo Palermo. Palermo ancora una volta dipende dal perimetro, dalla circoscrizione, nella fattispecie un perimetro di Palermo molto centrale, che se conoscete Palermo non vi stupirà questo dato di abitazioni vuote a Palermo. Anche senza togliere Palermo siamo comunque secondi a livello nazionale per quantità di abitazioni vuote o occupate temporaneamente da visitatori, appunto. Il dato è significativo anche nella misura in cui è aumentato, questo è il primato di Palermo, vedete, con il 45,2% addirittura. Ma il dato è interessante anche nella sua evoluzione, nel senso che rispetto allo scorso censimento, questo dato del 36,4 del 21, il dato precedente del 2011, vedete che per quanto riguarda il comune totale c'è un aumento comunque di 7 punti. La terraferma aumenta di metà punto, la Venezia insulare passa dal 21,3 al 36,4%, che è un dato sicuramente, come dire, dovuto in parte, non solo, ma in parte anche alle locazioni brevi, e che anche qui dovrebbe incentivare, stimolare, promuovere delle politiche acquisitive serie. No, volevo solo dire che se non abitiamo queste case evidentemente smettiamo di abitare la città, e quindi insomma è un po' un dato che ci, con tutte le precauzioni dette da Rebi, che appunto si tratta di alloggi che non sono semplicemente vuoti, non sono magari utilizzati in parte per altro, però sarebbe anche qui interessante indagare. Per esempio il Comune di Bologna lo sta facendo con un'anagrafe dello sfitto importante, quindi andando a misurare qual è lo sfitto, cioè qual è il vuoto abitativo, qual è il vuoto degli alloggi e perché questi alloggi sono vuoti. Ecco, anche perché probabilmente il Comune di Bologna in questo momento ha una volontà, che è una volontà politica, non è una volontà primariamente economica, di andare a indagare che cosa succede in quella città per riuscire a trovare delle soluzioni, che sono soprattutto delle soluzioni casa, per riuscire a rendere questa città assolutamente abitabile. Quindi quello che abbiamo cercato un po' di evidenziare, no, che non è una questione di soldi, è una questione politica, quella di dare delle risposte adeguate e efficaci alla questione abitare, che insomma è una questione che ci portiamo dietro questa città da molto tempo. Chiuderei forse solo con un annuncio o due annunci che mi sembra importante fare. Il primo non è un annuncio, nel senso che l'abbiamo già fatto, però abbiamo condiviso, come avevamo fatto per le elezioni regionali, questi appunti su, nella fattispecie, cosa può fare il Comune per il diritto all'abitare, che non è un programma, perché non siamo un partito, non siamo candidati, ma ci sembrava importante già per le scorse elezioni regionali, come dire, dare un contributo, un modesto contributo, visto che ci occupiamo di casa da un po' di anni, appunto sugli ambiti di competenza dell'ente regionale per la tornata scorsa e dell'ente comune in questo caso qua. Ovviamente è una proposta altamente politica, nel senso che si occupa di un problema pubblico che è quello dell'abitare, ma è a disposizione di tutti e non solo dei candidati. Cioè, ci piacerebbe anzi che venissero, come dire, lette e che se ne appropriasse la cittadinanza in generale. La seconda cosa è che facciamo parte della campagna Alta Tensione Abitativa, che è nata quella sera a Goldoni, di cui parlava Donatella Calabi prima. Facciamo parte adesso di questa realtà, questa piattaforma nazionale che si chiama Social Forum Abitare, che esiste ormai dal 22, sono 3 anni. E si può dire forse anche che, come dire, Venezia è un po' tornata all'arrivata della casa dell'abitare, nel senso che all'interno del Social Forum ci dicono, lo dicono loro, non noi, che Ocio ha in qualche modo stimolato in parte questa piattaforma per il diritto all'abitare a livello nazionale.
sicuramente non solo perché ci stiamo lavorando noi, ma in parte anche perché il problema che abbiamo appena raccontato sta facendo riflettere, sta mobilitando anche veramente. E questa piattaforma, che è composta di tutta una serie di soggetti dai più informali a quelli più formali, le associazioni quali non so, il ambiente o ARCI o tanti altri comitati locali di vario tipo, stiamo organizzando per il 10 e l'11 aprile una tappa veneziana verso la prossima assemblea che si terrà a Roma a inizio giugno, appunto una tappa veneziana di questo social forum dell'abitare attorno a due tematiche che ci sembravano quelle, come dire, da portare qui, ovvero come nasce un osservatorio casa, che verrà coinvolti sia appunto osservatori più informali come noi, sia osservatori invece in seno alle istituzioni come quello che era l'osservatorio casa del Comune di Venezia e invece come? Di Bologna, sì, dell'osservatorio metropolitano di Bologna, e il secondo tema invece sarà appunto quello delle locazioni brevi e non solo. Quindi vi aspettiamo se volete, abbiamo già forse comunicato in parte, ma lo rifaremo ancora con il programma di queste due giornate 10 e 11 aprile. Grazie molte ad entrambi e vorrei sapere se ci sono domande, richieste di chiarimento, interventi, commenti. Prego. Forse le portiamo il... Sì. Grazie. Là in fondo. Grazie. Allora, una domanda e una considerazione. Dunque, la domanda è, lei ha fatto riferimento al fatto che esiste un regolamento comunale che non permetterebbe di avere appartamenti in comunicazione all'interno del medesimo edificio affittati a locazioni brevi. Però questo un attimo prima aveva detto che non viene applicato per una interpretazione diciamo estesa o particolare di questo regolamento e vorrei capire come funziona questa interpretazione. Invece la considerazione è questa. Dunque, questo regolamento porterebbe al fatto che gli alloggi ad affitto breve vengano, come dire, diluiti il più possibile nelle città e non concentrati. Però io mi sono trovato nella condizione di dover cambiare casa e quasi dappertutto non esiste una casa senza almeno uno o più appartamenti affittati a affitto breve e me ne basta uno qualche volta per creare problematiche a tutto il condominio con chi suona di notte eccetera. Quindi da un certo punto di vista la mia considerazione è questa: ma se si concentrassero solo in alcuni edifici e lasciassero liberi gli altri, da un punto di vista della vita del cittadino forse sarebbe un pochino meglio. Grazie. Forse raccogliamo 2 o 3 domande, c'è là dietro. Grazie per l'esposizione. Volevo chiedervi però se avete mai reso noto il fatto che Venezia, a differenza delle altre città, non è proprio l'area pedonale della città metropolitana, perché c'è una disomogeneità fondamentale fra Venezia e la terraferma. Non solo, ma le isole stanno all'arcipelago Venezia, come nelle altre città i quartieri stanno al corpo urbano. E in questa città invece si sono liquidate isole con edifici, con vie interne, con polmoni verdi, quindi con giardini, e queste isole, quindi questi quartieri della città, sono stati privatizzati, sono diventati alberghi, sono passati di mano in mano. Non solo, ma per quanto riguarda per esempio il Lido e l'ultima vendita da parte dell'US, l'ospedale al mare è un vero e proprio quartiere, 2 strade, 33 edifici, 50.000 metri quadri di spiaggia, la più bella del Lido, un teatro e una chiesa. Ora, in questo caso, il Comune ha abdicato al suo diritto dovere di progettazione urbanistica e per fortuna
una cordata di associazioni e di istituzioni culturali ha bloccato quell'insano progetto di venderlo a 2 resort, che poi non è una vendita, comunque lasciamo perdere. E si è incuneato questo Gotthard, cioè della Comp Medical Group, che aveva deciso di farne la residenza per 900 dipendenti, un polo produttivo e poi di restaurare anche il teatro d'artista. Però comunque ha preso l'intero quartiere. Speriamo che porti avanti questa cosa, però adesso sembra che la Comp Medical Group sia in crisi e speriamo di non trovarci l'ennesimo Alberto. Ecco, scusate questo cappello che ho fatto perché io osservo queste cose. Recentemente sulla stampa l'USL ha venduto, come risulta, dei vari edifici. L'USL era la proprietaria di una parte rilevante del patrimonio immobiliare che era confluito ai 4 grandi ospedali storici veneziani, era confluito poi agli ospedali civili uniti. Dal 2000 purtroppo è diventata azienda, quindi con personalità giuridica, e ha cominciato a liquidare. E dal 2000 sono state tantissime le liquidazioni, non solo le isole, non solo l'ospedale al mare, ma anche gli edifici che avrebbero potuto essere utilizzati all'educazione. Quindi, visto che voi state facendo un lavoro super egregio di sensibilizzazione e di comunicazione dei dati, però a questo punto bisognerebbe forse essere più positivi. E io credo che questa carta della unicità di Venezia, perché noi non abbiamo, Venezia non ha una periferia omogenea come Bologna o come Firenze, oltre la contaminazione lagunare c'è un'altra civiltà, una civiltà di terraferma, qui siamo una civiltà anfibia. E quindi quelli che sono costretti a andare oltre al ponte fanno un salto di civiltà. Quando io faccio le conferenze sulla storia di Venezia, al Cagliari c'è gente con le lacrime agli occhi, perché sono veneziani perduti che sono stati cacciati via da questa città. Allora, la prima cosa sarebbe quella di chiedere la defiscalizzazione per quelli che affittano a residenti o a residenti recuperati che possano tornare indietro. Defiscalizzare l'affitto significa mettere in condizione i proprietari di case di non avere una situazione svantaggiata se vengono a residenti. La seconda cosa sarebbe quella di chiedere al comune di farsi un allevatore per chi affitta, di liberargli la casa se gli serve, se gli serve di nuovo. Questo credo l'abbiano fatto in Spagna. Allora, su queste proposte bisognerebbe forse mettere con le spalle al muro chi fa finta di nulla e lascia andare. Tant'è che si sta vendendo la città, cioè i veneziani, per poterne spendere meglio le reliquie. Grazie, siete importantissimi, spero di avervi dato il contributo. Grazie. Grazie. Serena ti dà il... Grazie. Infatti diciamo che la descrizione dei fenomeni la possiamo fare tutti, no? In termini percettivi, in termini di esperienza, in termini statistici, in termini di studi. Ormai questa cosa ha permeato tutte le città, quasi tutte. Io sono di Bergamo, sono cresciuta a Milano, avevo la casa Ortiselli, vi posso fare l'elenco di come le mutazioni che subisce Venezia sono uguali, ognuno a modo suo, diciamo, a quello che è il fenomeno delle città italiane, città turistiche. Credo però che la questione adesso sia di scoprire, capire che cosa voi proponete. Cioè ognuno di noi ha dentro di sé un bagaglio, no, di conoscenze che gli consentono di fare una proposta, perché la descrizione della situazione credo che sia abbastanza evidente. L'unica cosa che mi permetterei di sottolineare è di cominciare a separare Venezia, centro storico, diciamo, dalle isole della laguna, che sono dei fenomeni completamente diversi. Io ormai sono diventata appassionata delle isole della laguna nord e il degrado, l'abbandono in cui versano le isole, che sono a 10 minuti di Vaporetto, fa pensare a una sottovalutazione delle potenzialità, dei temi, dei problemi delle isole, magari anche in funzione, non so, di un recupero, per esempio, non so, l'esperienza di Mazzorro, l'esperienza di De Carlo. Come mai tutte queste cose sono rimaste, come dire, là?
Quindi a me sembra molto importante adesso passare, sulla base delle conoscenze e delle esperienze che ciascuno ha, a una proposizione. Forse sentiamo ancora la signora e poi dopo. Qui davanti. Solo un chiarimento, scusate. Questi sono tutti dati censuali, no? Di Istat, no? Ma allora risulta che c'è bene il, diciamo, 66,6%, un numero un po' diabolico, che sono alloggi turistici non turistici, non occupati dai residenti, che non è poco, è lo stesso abbastanza diabolico, da totale non è diabolico, ma insomma è impressionante. Ma quello che è veramente impressionante è capire tutti se capisco bene la tabella. Scusate, un'altra domanda, 10 e 11 dov'è? Questa è molto interessante. Allora proviamo a rispondere tra me e Renia, che lascio ovviamente le palle più difficili come sempre. No. Allora la questione è che si poneva sulla regolamentazione, lo strumento che ha il Comune in assenza di una legge statale, che era quella che avevamo proposto come alta tensione abitativa, per cui una proposta l'avevamo fatta con una campagna anche molto forte di regolamentazione dal punto di vista nazionale delle locazioni abituristiche, cioè di dare uno strumento, che lo Stato desse uno strumento ai comuni per... C'è da dire che qualche cosa positiva lo possiamo dire, le regioni ci hanno superato, nel senso che la regione Toscana, la regione Emilia-Romagna in realtà hanno accolto, c'è anche una proposta dell'area Rostanelli della regione Veneto, che hanno accolto quei principi di alta tensione abitativa e li hanno portati in regione, riuscendo a dimostrare che anche le regioni possono legiferare sul tema delle affittanze turistiche, per cui in realtà qualcosa abbiamo non solo proposto, ma qualcosa poi è stato anche accolto ed è stato anche attuato, e questi diciamo sono due esempi virtuosi su cui noi ci appoggiamo. In assenza di questo, nonostante il Comune di Venezia avesse una grossissima palla da giocare, che è il regolamento, la possibilità di attuare un regolamento grazie all'emendamento Pelicani, cosa che non ha fatto perché appunto manca una volontà politica di agire in questo senso, però ha dei suoi strumenti, che sono quelli urbanistici e quelli edilizi. Ecco, il regolamento edilizio che è stato approvato tra l'altro dalla prima giunta Brugnano sul Comune di Venezia, aveva due articoli, quello famoso che conosciamo tutti delle fosse settiche, che qui non sto a menzionare, che tra l'altro appunto ha bloccato qualcosina, nonostante poi i controlli non siano adeguati e sufficienti, ma l'altro poi non entro sulla cosa delle fosse settiche, perché è veramente molto complessa e su cui abbiamo una posizione che magari non è propriamente questa, ma l'altro articolo, che è il 42 del regolamento edilizio, appunto dice, abbiamo seguito tutto l'iter, cioè siamo andati a scartabellare tra tutte le diverse discussioni che ci sono state in seno al Consiglio al Comune, per capire cosa è successo poi di quell'articolo. Quell'articolo dice, è rimasto identico il testo, aveva tra parentesi degli esempi, quindi due locazioni, cioè dal momento di attuazione, che poi è il 2020, del regolamento edilizio, una seconda locazione turistica non avrebbe potuto aprire se nel pianerottolo, in continuità delle scale, ci fosse un'altra locazione turistica. Ecco, la mancanza di questa, probabilmente di questo esempio che rendeva così evidente che cosa diceva il testo, ecco, ha reso la possibilità all'attuale amministrazione, che ha approvato quel regolamento, lo ricordiamo, di invece non applicarlo in modo restrittivo, in modo adeguato come prevedeva. Ed è giusto quello che lei osserva, no? Di dire, probabilmente potrebbe essere forse meno oneroso per l'abitante, per il cittadino che cerca una casa, se tutte le locazioni turistiche, ma ci vuole una programmazione, ci vuole una pianificazione, ci vuole un'idea, ci vuole appunto lì la volontà politica di sedersi attorno a un tavolino e di cercare di capire che cosa significa regolamentare, limitando da una parte il fenomeno e cercando di agire, che poi è un po' il principio dell'emendamento Pelicani, che poi il principio di alta tensione abitativa, a salvaguardia della cittadinanza, a salvaguardia della residenzialità e a salvaguardia appunto della funzione città di cui dicevamo prima, per cui assolutamente sì, però sarebbe bene confrontarsi su queste avere, cioè la possibilità di mettersi
e leggere carte alla mano, numeri alla mano, esperienze e anche competenze alla mano e capire che cosa è meglio, qual è la soluzione migliore affinché la città resta tale, per cui mi trova assolutamente d'accordo. Vengo invece sulla questione delle proposte, le abbiamo fatte, le abbiamo scritte, come diceva prima Remy, abbiamo cercato di sottolineare l'analisi, l'importanza e forse una, diciamo, delle principali cose che vorremmo che uscisse da questo incontro è che per agire in modo adeguato ed efficace in una città, per avere delle politiche abitative adeguate, c'è bisogno di un osservatorio, c'è bisogno di un osservatorio insieme al comune come c'era, che possa essere messo in grado di, non soltanto a titolo volontario, ma di accedere a dei dati, di accedere in modo, diciamo così, facilitato a dei dati per riuscire a renderli accessibili e per riuscire poi, in base a quei dati, a costruire delle proposte. Quindi la prima, diciamo, grande proposta e molto concreta che facciamo è partire da avere un osservatorio comunale degno di questo nome, che possa analizzare la città storica, la complessità delle isole e la complessità della terraferma, quindi riuscendo in qualche modo a legare le specificità di questo grande comune che è il comune di Venezia, senza rimandarlo, diciamo, al lavoro volontario che poi in realtà va a supplire, diciamo, un'assenza e una mancanza del comune. Abbiamo proposto, tra le nostre proposte l'abbiamo detto, un'anagrafe per esempio dello sfitto, del non abitato, perché questi alloggi sono sfitti, come si fa ad andare a capire che cosa succede, visto che c'è una grossa domanda di case e c'è una grossa anche offerta di case disabitate, cosa possiamo fare? Un'altra delle problematiche che emergeva è quella sicuramente dello sfitto pubblico. Che cosa succede quando queste case non vengono date in assegnazione? Perché non sono date in assegnazione? Perché non sono stati fatti i finanziamenti, perché i bandi non sono adeguati ed efficaci, quindi anche lì abbiamo le proposte servono in quel caso non solo la volontà politica del comune e delle ATER in questo caso, ma anche dei finanziamenti affinché queste case vengano manutentate in modo efficace. Adesso ti passo la parola. Mi viene anche da dire, mi sento quasi di doverci difendere, noi ci limitiamo tendenzialmente a raccogliere, analizzare, diffondere, discutere dati. Forse qualcun altro dovrebbe occuparsi di fare proposte, le abbiamo fatte ancora una volta, però se le chiede a noi che siamo semplicemente un gruppo di cittadini che si fa il mazzo, scusate, per fare queste cose qua, c'è un problema serio che di certo noi possiamo contribuire ad affrontare, semplicemente perché lo stiamo facendo un po' di tempo, però vuol dire che c'è un vuoto da colmare, che noi non possiamo calmare sicuramente. Rispetto alle altre domande, in realtà qua non sono solo dati sensuali, è un'elaborazione nostra, quando dico nostra in realtà in questo caso di Alice Corona, che dobbiamo ancora ringraziare, che è un peccato non sia qua, un'elaborazione tra i dati sensuali, quelli dell'Istat sugli alloggi vuoti, e invece i dati sulle strutture, le strutture turistiche, quindi è uno dei lavori che facciamo, Orazio, Alice, non il sottoscritto, di appunto mettere assieme dei dati per farli parlare, perché un dato da solo non dice niente, i dati vanno confrontati, vanno articolati tra loro. Non so se ho risposto, se ho precisato un pochino il dato. Benissimo, Okay. benissimo, ma bisogna chiedere all'Istat. Allora, l'Istat appunto ha cambiato anche definizione, all'inizio c'era una definizione che permetteva di escludere gli alloggi ad uso turistico, forse una cosa sulla quale tornerà per il prossimo censo, ancora una volta l'ultimo dato del 21, vista la situazione potrebbe essere forse qualcosa che si può cercare di fare e di cui potremo discutere in occasione dei laboratori alla tappa del Social Forum ad aprile. Per rispondere non era tanto una domanda, forse una sollecitazione sia sulle isole privatizzate e la resa, l'abdicazione diciamo, delle pubbliche amministrazioni, c'è un po' la vendita, l'alienazione di patrimonio pubblico di cui si parlava prima, e sicuramente c'è molto questa più di una retorica, perché è anche diventata praticamente una politica pubblica, quella del tutto fuorché abbandono o degrado, per cui va bene un'isola, un complesso abbandonato, meglio farne un albergo. Vista la situazione di cui raccontavamo prima,
Forse no, forse si può aspettare qualche anno che ci venga un'idea migliore prima di trasformare un'altra isola o un altro complesso in un altro albergo, o adesso stanno evolvendo un pochino le formule. Per San Pietro si parlava di un co-housing e co-working, non era un albergo, era un'altra cosa sempre ricettiva che però cambiava nome, ma nei fatti era un po' la stessa cosa. Sicuramente anche qui torniamo sul tema, manca una pianificazione, nel senso che a Venezia e qui anche la terraferma, che non escluderei per forza, ancora una volta, per noi qui si concentrano, sono particolarmente intense una serie di fenomeni che riguardano anche la terraferma, e tenendole distinte forse si perdono sia capacità di governo sia anche visione di certi fenomeni. C'è tutta una serie di complessi abbandonati o che a breve magari per alcuni non lo saranno più, dall'ex Calera, sulla quale purtroppo siamo tornati di recente con un'altra resa pesante del comune di fronte a un interesse privato evidentemente, clamorosamente, favoreggiato in tutti i modi possibili. Non c'è stato molto da fare, c'erano gli ex gasometri, c'è ancora una volta San Pietro e Sant'Anna, c'è tutta una serie di complessi sui quali ci vorrebbe certo una pianificazione pubblica, una visione di lungo periodo, con magari, anzi sicuramente, un ruolo decisivo per l'abitare, che però manca del tutto. E forse qua abbiamo esaurito in parte le domande, sto dimenticando qualcosa? Non so se ci siano altre domande o osservazioni. Sì, certo. Mi avete aggiornato perché con Orazio siamo tra i promotori dell'osservatorio casa del comune di Venezia. Siamo noi che ringraziamo voi allora. E quindi mi sento molto coinvolta. E prima avevamo anche monitorato il piano decennale, quindi abbiamo una certa esperienza. Quello che io penso è che abbiamo un'ottima occasione, mi coinvolgo, in una situazione eccezionale. Io non più di così dovrei mangiare, non lo so. Stiamo per eleggere il prossimo sindaco, no? Dei due sindaci, dei due personaggi che si presentano come sindaco, uno aveva avuto la possibilità in questi anni di riattivare l'osservatorio casa, oltre a tutte le altre possibilità, ma è molto semplice fare un'osservazione, non è tanto difficile. Non l'ha fatto, vabbè, si vede che pensava tanto. Quindi non possiamo portare questo contributo, perché io non voglio fare adesso una campagna elettorale, ma insomma, questo mi pare proprio un momento magico, opportuno per dare tutto questo lavoro ai candidati sindaci e chiedere che come uno dei primi atti nel momento in cui verranno eletto sia per esempio ricominciare con l'osservatorio casa, che non è una cosa proprio, perché già un intervento di ristrutturazione, di risanamento che richiede di più, ecco. Ma avviare di nuovo l'osservatorio casa è facilissimo. Io ringrazio in realtà l'osservatorio casa originario per quello che ci ha permesso poi di fare. Quindi noi prendiamo quel pezzo di eredità, abbiamo cercato nel nostro piccolo di continuarlo, cercando di rispondere quindi a un vuoto, per cui non c'è migliore conclusione, credo che la sua. Ecco, se posso aggiungere ancora una piccolissima cosa, io sono assolutamente d'accordo che l'osservatorio casa sarebbe assolutamente fondamentale. Il discorso di fondo è quello della mancanza di una strategia urbana complessiva e secondo me l'osservatorio casa dovrebbe inserirsi in un ragionamento di strategia urbana complessiva, essendo a differenza dei due relatori
sperando di essere, non lo so, ammantandomi del titolo di storico, io credo che non solo i dati dell'osservatorio caso originario siano molto importanti, ma vorrei richiamare, alcuni di voi erano presenti, ma forse pochi, al fatto che qualche giorno fa abbiamo presentato, ahimè non eravamo riusciti a inserirlo nella locandina complessiva, abbiamo presentato questo film documentario di Yannick Delon, una regista francese che nel 1969 ha fatto un documentario sulla situazione a Venezia a 3 anni di distanza dopo l'Acqua Granda. In questo documentario, in modo secondo me abbastanza impressionante, una serie di... la città è sicuramente dal 69 a oggi cambiata moltissimo, ma la cosa sconcertante è che gli slogan fossero assolutamente gli stessi. Si parla di calo della popolazione, di invecchiamento della popolazione, di giovani che escono dalla città, che vanno a trovare lavoro altrove, di degrado delle abitazioni, di alcune abitazioni, soprattutto in quel caso del Sestiere di Castello, ma non solo, che sono assolutamente non abitabili, di trasformazione edilizia, insomma di una serie di questioni che sono impressionantemente simili. E si parlava anche intorno a quel film, per presentarlo all'Istituto Veneto un po' di tempo fa, mi sono andata a leggere una serie di dibattiti che ci sono stati in quel periodo in città. Fra l'altro cito soltanto, mi limito a questo. Intanto volevo ricordare, la legge speciale è precedente a tutto questo, è 1956, poi c'è stato il piano regolatore del 59, poi c'è stato ancora il tentativo da parte di Italia Nostra di proporre un piano regolatore alternativo al piano regolatore approvato. Sono tutti tappe di un dibattito che si è sviluppato su come affrontare anche, non solo, ma anche il problema della casa, con delle proposte, la signora adesso se n'è andata, ma insomma una serie di cose tipo la defiscalizzazione e così via erano tutte sul tappeto. Questo è impressionante perché sono passati quasi 60 anni, non è poco. 2 tappe volevo ancora citare perché anche queste mi hanno impressionato moltissimo, 1962 e 1969, cioè a valle e a monte dell'Acqua Granda, che è davvero un momento di rottura, hai perfettamente ragione quando lo dici. Nel 62 2 convegni organizzati entrambi alla Giorgio Cini, il primo solo da parte della Fondazione Cini con una serie enorme di consulenti stranieri, il secondo con Fondazione Cini, consulenti stranieri e Comune di Venezia. Nel primo si pone il problema di come fa Venezia a salvarsi, l'autonomia, altra parola, altro slogan assolutamente presente nelle campagne elettorali di oggi dei 2 candidati sindaci, che tutti e 2 parlano di statuto speciale, la specialità di Venezia e l'autonomia di Venezia. Se ne parlava nel 62, con una risposta incredibile da parte del Conte Cini che dice ringraziamo tutti gli stranieri che vengono a dare il loro parere, ve lo dico un po' male, ma insomma sostanzialmente questo, però Venezia è perfettamente in grado di risolvere i suoi problemi da sola e non abbiamo nessun bisogno delle fondazioni straniere. Dopodiché nel 69 c'è stata la quarta di mezzo, ci hanno un po' ripensato e si dice no, i comitati privati, ed è il momento in cui nascono i comitati privati per la salvaguardia di Venezia. Poi i comitati privati non si sono occupati in realtà di casa, ma piuttosto di restauro di altre cose. Ma questo tipo di dibattito, Venezia si salva da sola, oppure è il mondo che deve in qualche modo intervenire su Venezia, ruota intorno a questo periodo. E oggi è all'interno delle agende politiche dei nostri candidati sindaci. Allora, questo insieme di riflessioni all'interno dell'Osservatorio Casa mi piacerebbe ci fosse, provare a ripensare a questo dibattito e non voglio ripetere esattamente quello che loro proponevano, per carità, ma insomma tenerne conto forse non è inutile. Vi ringrazio.